Parliamo di cambiamento climatico, che ormai ce l'abbiamo praticamente in ogni notizia, perché ne veniamo colpiti in continuazione, sia per diciamo, il tempo, ma non solo per diciamo, la pioggia, il rischio di bombe d'acqua, eccetera, eccetera, ma colpisce un po' ovunque. C'è un articolo molto interessante sul New York Times che parla di come le coste della California siano flagellate con un mare sempre più forte, che porta a danneggiamenti proprio milionari, ci sono tutta una serie di moli storici, ma anche a rischio, perché addirittura ci sono state delle morti, perché quando arriva un'onda fortissima e qualcuno sulla spiaggia travolge tutto quanto. Addirittura c'è l'intervista di un famoso surfista che ha una scuola molto importante, che ha dovuto proprio rinunciare diciamo, a fare la sua disciplina. Ma a parte diciamo, questo che è uno sport, ma il parallelo con la nostra località sottomarina Isola Verde, ma in particolare Isola Verde, è veramente diciamo, proprio un esempio di come il cambiamento climatico sta cambiando tutto. Ricordiamo che Isola Verde in particolare non è solo un problema dei balneari, perché i balneari in realtà sono l'avamposto delle sentinelle del mare, particolarmente l'Isola Verde, perché ricordiamo che Isola Verde in particolare, vai via da là, l'Isola Verde in particolare c'è un dislivello di oltre 2 metri, e quindi se il mare dovesse irrompere praticamente tutto il territorio verrebbe allagato. La regione Veneto ha fatto importantissimi investimenti, sono state fatte tutte le dighe a pennello, negli ultimi 2 anni addirittura sono state rinforzate, ci sono altri investimenti in progetto, ma come potete vedere non basta mai, e come questo problema sta diventando sempre più globale e bisogna assolutamente non sottovalutarlo. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.